Siamo con uno dei protagonisti di questo 4-4, un pareggio, allora, al di là di tutto, anche come falli tutti uguali, avanti uno, dietro l'altro, recupero, possiamo dire un pareggio anche giusto. Valdagno veramente gran bella squadra ed è bello vedere dei giovani che tornano in Novara da protagonisti. Senti, ma questo campo te lo ricordi? Cosa è successo qua 6 mesi fa? Intanto buonasera a tutti, sì certo me lo ricordo. Questa pista ha fatto 3 bellissime partite qua ai mondiali di Novara lo scorso settembre, per cui è sempre bello per me ritornare qua anche rivedere te, rivedere tutta la gente. Per quanto riguarda... Diciamo lui Marco Tomba che ha fatto il gol del 3-4 e del 3-4, no, pardon, del 2-3 e il 2-4, ecco. Con chi? Tu oggi, stasera. Ah, oggi, no, Sì, pensavo ai mondiali. La doppietta subito dopo all'inizio. Sì. Poi si è perso qualcosa, un poco lucidi. Sì, un po' forse quello che ci caratterizza un po' quest'anno, un po' di alti e bassi, però non possiamo permetterci di avere questi bassi, anche perché adesso mancano poche partite, dobbiamo cercare di blindare il sesto posto e poi ai playoff di comunque giocarcela, perché quello è il nostro obiettivo. Quindi ora torniamo a Valdagno e cercheremo di lavorare per sistemare queste piccole cose che ci condizionano le partite. Senti, un'ultimissima cosa, io ho sottolineato durante la partita la grande prova dei due portieri, perché se nell'hockey moderno uno dice si segna di meno rispetto al passato, ma perché forse il ruolo dei portieri è fondamentale. Bovo e Franco Scarso Granado secondo me assolutamente i due migliori in campo, poi magari mi sbaglio. No, assolutamente nell'hockey il portiere secondo me fa l'80% della squadra. E sì, stasera hanno imparato tutto, tutte e due le parti, faccio complimenti anche a quello del Novara e naturalmente anche al nostro Giovanni Bovo che in più di un'occasione ci ha salvato, però ecco, dobbiamo cercare. Senti, quel tiro diretto a 40 secondi dalla fine un po', hai visto un po' i sorci verdi, dai, sì, tanto ormai è finita. Sì, mi è venuto il flashback della partita con la Francia qua ai mondiali che hanno avuto un rigore al minuto dalla fine. Bravo. Ecco. Questo è un ottimo remind. Senti, ti faccio tantissimi auguri, anzi in bocca al lupo per la tua carriera, un saluto a casa, un saluto alla tua Valdagno, è veramente un piacere avere a che fare con dei giovani come te. Un saluto anche a tutta la gente di Novara. Bravo a il buon Marco Tomba, grazie davvero.